passo la parola a Gianluca che dirà due parole di congedo. Beh, intanto voglio ringraziare il Comitato degli Osservatori Internazionali, il Presidente Ambasciatore David Carantilalte e tutti gli osservatori che sia presenti, che oggi magari qui con noi solo virtualmente hanno prestato un'opera che è di grande passione, di grande importanza, di grande testimonianza dell'esercizio democratico che come popolo veneto abbiamo saputo esprimere e che grazie all'opera degli osservatori, del Comitato degli Osservatori Internazionali, trova una ufficializzazione, trova una propria testimonianza, una propria formalizzazione che rende giustizia al popolo veneto, rende giustizia ai cittadini veneti, rende giustizia a questa terra, perché è nostra profonda convinzione che anche le slide che noi abbiamo visto, le testimonianze che il professor Toppan, che ringrazio di aver accolto l'invito a moderare, a presentare questa giornata, e che anche il professor Bossetto ci ha testimoniato, non restino scolpite nella nostra memoria come testimonianza di un passato glorioso verso il quale noi restiamo in adorazione passiva e rassegnata. Uno dei fondamentali motivi per cui da anni le persone che hanno reso possibile questa grande opera, questa grande giornata, che è suggello appunto di un'attività caparbia, precisa, scientifica, è fondamentalmente il fatto che noi ci rifiutiamo di studiare la storia come di qualcosa slegato dal nostro essere veneti oggi e di ambire ad essere veneti anche per il nostro presente e futuro, all'altezza dei nostri avi, come abbiamo visto, all'altezza di questa straordinaria cornice, di questa capitale che è un sogno, come ci ricordava il professor Toppan, e che è nostra precisa intenzione far rivivere come sogno nel presente e nel futuro, affinché i nostri giovani non abbiano come sogno quello di andare non a visitare, non a trovare delle capitali straniere, a cercare fortune, a farsi un progetto di vita perché qui gli è negato, ma a ritornare a far rivivere questo straordinario sogno a tutta l'umanità. Perché Venezia è una capitale dell'umanità, è una città mondo che vuole rappresentare la propria testimonianza non come polverosa o se vogliamo artificiale rappresentazione di un qualcosa che non può più essere, ma vuole essere la capitale viva dei veneti che vogliono continuare a portare il proprio progetto di vita, la propria testimonianza, la propria volontà, la propria passione, la propria laboriosità, il proprio ingegno, il proprio amor patrio, per rendere questa una terra di straordinaria opportunità come noi ci meritiamo, perché questa terra è fantastica, che trova qui la propria capitale, ma che poi si articola in una straordinaria espressione che
che è un'espressione di cultura, un'espressione di orografica, un'espressione di bellezze naturali, di bellezze artistiche che ci danno la testimonianza appunto della nostra identità, sia anche l'espressione di una civiltà che è coniugata naturalmente alla nostra indipendenza. Gli anni a venire saranno degli anni in cui ci saranno dei grandi cambiamenti nel mondo. Questi cambiamenti già ci possono leggere nel presente, sono dei cambiamenti che stanno ridisegnando le relazioni, le mappe internazionali, sono dei cambiamenti che possono significare per noi una naturale opportunità, perché Venezia, oltre che essere una città mondo, è anche un hub globale, usiamo pure dei termini contemporanei, non abbiamo paura di affrontare il presente, è un hub globale, uno snodo strategico, logistico, naturale dei commerci internazionali, della civiltà internazionale, è una cerniera tra l'Oriente, tra l'Occidente, tra il Nord e il Sud, nel momento in cui l'Occidente, l'Oriente, il Nord e il Sud si stanno collegando, si stanno dando delle nuove forme, delle nuove relazioni, stanno trovando gli equilibri per il proprio futuro nel segno della pace dei popoli, nel segno della prosperità, del benessere delle persone, e Venezia in questo senso ha un suo ruolo naturale. Non sono io ad aver disegnato questa mappa che in questi giorni qualcuno di voi ha già visto e che in qualche modo ripercorre in chiave moderna delle speranze, delle vie, degli itinerari che hanno trovato la propria ispirazione, sono stati magari in gran parte percorsi da un nostro connazionale molti secoli fa, contemporaneo di Dante, al secolo Marco Polo, e che oggi, molto lontano da qui, in capitali molto distanti da qui, in nostra totale assenza, in totale assenza dei rappresentanti che in un qualche modo gestiscono ancora il governo di questo territorio nonostante la volontà del nostro popolo, sono state ridisegnate. Sono state ridisegnate in quelle che un giornalista brasiliano ha identificato come una sorta di giustizia poetica e storica, perché sono state ribattezzate le nuove vie della seta. Sono quelle vie che per terra e per mare si incontra a San Marco, si incontra a Venezia, appunto, esaltando questa nostra funzione naturale, questa nostra vocazione. Sono un esempio tra i tanti, queste le ho volute rappresentare anche in questa giornata perché sono state disegnate da altri, ma vi posso assicurare che nelle stanze che in un qualche modo hanno determinato anche, se vogliamo, questa straordinaria avventura che oggi trova un suggello formale, istituzionale, sono state disegnate, vengono tracciate altre mappe, perché noi non ci dimentichiamo chi siamo, non ci dimentichiamo come veneti, che una nostra straordinaria eredità che abbiamo dato alla storia, che noi vogliamo riprendere in mano, è stata quella di saper ridisegnare nuove vie di comunicazione, di saper facilitare i trasporti, i commerci, le culture, l'incrocio naturale diciamo, delle varie culture e civiltà che ci sono nel mondo. Ricordiamoci che la nostra capitale, come si diceva prima, è l'espressione di questa nostra apertura, di questa nostra capacità di guardare al mondo con occhi che sono occhi di accoglienza, occhi di albergo, occhi di generosità e di lungimiranza nel saper stabilire rapporti duraturi con i popoli del mondo. Questo è ciò che noi vogliamo portare avanti, una prospettiva di pace, di prosperità, di apertura, una prospettiva che possa consentire alle donne e agli uomini veneti che oggi vivono il presente con una sorta di rassegnazione che è, ricordiamoci, una forma di sudditanza psicologica che ci viene imposto da un regime
partitocratico, che attraverso la capacità che ha di abbassare, di abbattere la nostra autostima, riesce anche ogni notte ad entrare nelle nostre case senza che nessuno di noi reagisca e a sottrarci il frutto del nostro lavoro quotidiano. Uno dice, beh, vabbè, magari per costruire delle grandi culture, delle grandi testimonianze di civiltà. No, per costruire tutto quel disastro che noi ben conosciamo e per finanziare il sottosviluppo che ha condannato, se vogliamo, a un destino triste l'attuale classe dirigente che ancora regge le sorti del regime che esprime un potere coloniale anche sulla terra veneta, un potere coloniale certo fiscale, economico, neanche culturale, anche filosofico. È un potere culturale che si basa sull'inganno, è un potere culturale e coloniale che si basa sul fatto che noi in un qualche modo ci rassegniamo a questa situazione. E allora io in questa sede, in questa cornice straordinaria, oltre che in un qualche modo confermare la mia gratitudine, il mio ringraziamento, la mia ammirazione, la mia stima per l'opera che i nostri illustri ospiti, osservatori internazionali hanno saputo dare in testimonianza a questa opera, sono qui a spronarvi, a spronare tutti voi nel essere consapevoli che non esistono sogni, esistono solo progettualità, esistono solo capacità attuative di dar forma a quelle che sono le nostre legittime speranze, i nostri legittimi disegni di una vita migliore. Guai a quel popolo, guai a quei cittadini che in un qualche modo si rassegnano a un grigiore imposto che non è un grigiore che ci appartiene, non è un grigiore che ci deve contraddistinguere, è un grigiore che contrasta con questa città, contrasta con questa città e contrasta, ne sono estremamente convinto, con quello che fa battere il nostro cuore. E quindi a tutti voi che rivolgo il mio ultimo pensiero di ringraziamento in un momento che non nego anche mi emoziona. Un momento che in un qualche modo rappresenta la finalizzazione di un qualcosa che molto tempo fa mi aveva convinto che l'unica soluzione per poter dar forma al nostro destino era quella di ottenere la nostra piena indipendenza. È il motivo per cui nel capire, nel cercare di comprendere come il nostro popolo potesse appieno ottenere questa indipendenza, ha fatto sì che mettessimo in opera una serie di attività, di una, lasciatemi dire, di una complessità e di una anche originalità da un punto di vista giuridico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista, se vogliamo, anche politico, che non poteva che portarci a questa giornata. Ora iniziamo un'altra avventura, ora iniziamo un'altra importante fase, perché la Repubblica Veneta da oggi ha un suggello e ha una legittimità a portare avanti un'azione presso gli organismi e gli stati, le nazioni in tutto il mondo, volta a ottenere il riconoscimento dell'indipendenza.